le due finaliste Fiorene e Padova, le due finaliste del signor Andrea Costa da segno. Noi dobbiamo giocare senza paura e col sorriso, va bene? Dai! Oh. Dai raga! Bella della vita, dobbiamo inseguire tutti i palloni sempre con definizione con la ok? Poi bisogna sempre con la finale, cioè cosa è il punto finale porta a casa, no? Sì.
e tieni la palla alta in centro al campo, così poi non riusciamo a rigiocarla. Dai, Per Massanzago che torna alla quinto. Vince con la palla numero 20 Massanzago. Per Cristiano. Andiamo a risolvere i problemi, li affrontiamo, siamo sotto e li affrontiamo una palla alla volta, ok? Tutto passa per la palla in palla precisa, alta in testa per il settore, dopodiché mettiamola giù, bisogna volere, se voglio faccio, dai, se voglio faccio! Siamo con Matteo Trolese, allenatore dei ragazzi QN Padova. Allora, complimenti, siete voi che avete vinto la Coppa Veneto Under 13. Bene, in che cosa siete stati più forti oggi? Beh, a caldo così dal primo set direi a non mollare, nel senso abbiamo recuperato un set che sembrava perso, eravamo sotto di 6 o 7 punti e i ragazzi a un certo punto è stato difficile tenerli concentrati e coraggiosi, però ce l'abbiamo fatta, poi un punto alla volta siamo stati lì, non abbiamo perso la testa e per me questo li ha pagati, ci ha pagato e quindi ce lo siamo meritato per me. Allora, siamo con Luca Baruta, allenatore di Massanzago. Bravi ragazzi ad aver conquistato questa finale, anche se alla fine ha vinto QN Padova. Beh, loro hanno giocato bene, hanno un paio di ragazzi più alti di noi e li hanno usati molto bene. Noi abbiamo peccato nell'ultima parte del secondo set in cui potevamo portarla a casa. Prossima volta ci crederemo di più. Giusto? La nostra fisicità è questa, quindi l'abilità è nella difesa, se riusciamo a difendere, dopodiché possiamo mettere in difficoltà l'avversario. Se caliamo un po' in difesa diventa tutto più difficile e sarà quello su cui dovremo lavorare nei prossimi mesi. Ancora un applauso per loro. Eccoli qui. Voglio sentire il super applauso per i ragazzi che Padova. Me ve ese pum pum girl, tiene adrenalina en medio de la pista, vente, házmelo.